Angelo è il trasformatore, colui che da un ortaggio invece ne trae la linfa vitale e per presentarlo nell'Unione di noi. Niente, io ho cominciato a fare un po' di intaglio, diciamo, perché mi piace decorare le tavole, non solo semplicemente con vaso di fiori, ma anche con qualcosa fatto con le mie mani. Ho cominciato i primi fiorellini, diciamo, con mio cognato, insegnante di cuochi a Trento, e dopo ho proseguito. Io sono andato avanti, diciamo, col mio lavoro e ho fatto qualcosa di più di quello che avevo imparato da lui. Ho fatto 2 corsi di perfezionamento con Tino Savio e con Girolamo Brescia.